Siamo pronti? Scusate il ritardo, ma essendo un festival internazionale hanno necessità di provare gli strumenti affinché appunto la manifestazione venga nella maniera più bella possibile. Ci ritroviamo dopo 2 anni di fermo obbligatorio, la manifestazione è giunta alla 17ª edizione e ha l'obiettivo di riprendersi a pieno titolo la sua storia e anche la sua tradizione. Durante questi anni, per alcuni e lunghi periodi, siamo finiti in restrizioni obbligatorie, ma la storia non si è fermata. Le persone hanno continuato a portare avanti, forse anche in modo più consapevolmente, le tradizioni. Questo attraverso lo studio, la ricerca, che ha permesso, seppur lentamente, di trovare la sua identità. Quest'anno sul palco con me c'è un giovane che ha deciso di mettersi in gioco per darmi una mano d'aiuto. Quindi facciamo un applauso a Michele che da anni vive dietro le quinte delle manifestazioni che mi vedono coinvolte. Prego Michele, presenti il gruppo che si sta per esibire. Buonasera a tutti. Cominceremo con il gruppo della Slovacchia. Il gruppo fu fondato nel 1959 e nel corso della sua lunga storia ha cambiato i balli e le danze sono cambiate nel corso della loro storia. Dal 1989 il gruppo della Slovacchia fa parte anche di un'università, infatti molti dei ballerini e dei cantanti sono degli studenti universitari e appunto hanno fatto questo approccio culturale tra l'Università di Tilina e proprio il gruppo folk della Slovacchia. Il gruppo Stavbar ha una storia che dura 63 anni e che conta più di 3.100 spettacoli nella loro terra e all'estero. Oggi sono qui i nostri ospiti e li accogliamo con un bel applauso.
Kamaráti, teraz nám zahrajte. Podaj sa prepadla.
ručky, nohy. Rozlože si dievča, ručky, nohy, ručky, nohy. Posej mi mužičku, posej mi len. Posej mi mužičku, posej mi len. Posej mi do medzi, kde sa mi nezrodí. Nerada žnem, nerada trem. Už sa mi mužičku jeník zrodil. Už sa mi mužičku jeník zrodil. O zlatistvo zemia, strieborno pastýria, odvábni len, odvábni len. O zlatistvo zemia, strieborno pastýria, odvábni len, odvábni len. Na tom našom dvore šepy skania stojí, ale našo dvere nikto neotvorí. Ale našo dvere nikto neotvorí. Nikto neotvorí. Klopal mi, nechcela hore stať, dala som odpoveď, že sa mi chcelo spať. Dala som odpoveď, že sa mi chcelo spať, že sa mi chcelo spať. Spať sa mi nechcelo, len druhá mala, toho neporážka, za blázna trimala. Toho neporážka, za blázna trimala. Jedno leží, druho beží, treťo bude raz. A tá moja kamarátka bude žena zas. Listia padava, tralala, bude žena zas. Dostala si nepomiat, to neznáš od koho. Rada by si povedala, nemáš na koho. Listia padava, tralala, nemáš na koho. Listia padava, tralala, nemáš na koho.
Ringraziamo questo meraviglioso gruppo che appunto ci ha deliziato con le loro danze, che sono spettacolari dal punto di vista del movimento, creano emozioni, e quindi il gruppo folk di Villassor li omaggia con un piccolo omaggio da parte del gruppo. Mi permetto solo un secondo di farvi notare una cosa, perché io non vi voglio annoiare, ve lo giuro, però mi piacerebbe fare una riflessione con voi, magari dopo. Vieni avanti. Allora, il costume di questa ragazza è composto da un grembiule, una gonna, una camicia, e ci sono le ragazze vestite in bianco che hanno una sorta di corpetto, che è molto similare a come vestiamo noi. Poi vi spiego perché. Grazie. Ancora un applauso. Thank you very much. Presidente del gruppo folk Stefano Podighe. Buonasera a tutti. Dopo 2 anni ci ritroviamo qui in questa bella piazza e con molta gente. Sono abbagliato, non vedo niente. Vi ringrazio di essere qui, sperando che lo spettacolo sia di vostro gradimento. Scusate il ritardo, però quando si va in diretta è così. Germano ci deve scusare, poi ti pago da bere. Vabbè, giusto un ringraziamento all'amministrazione comunale che ci dà sempre fiducia per poter organizzare la manifestazione, a tutti gli sponsor che ci danno una mano, che ci danno anche loro fiducia per poter creare questo attimo di convivialità. Niente, buon proseguimento e a Trusannos. Deo Bollada. Ci diamo il benvenuto con un applauso all'assessore Zorco. Grazie, buonasera. Io non voglio rubare troppo tempo allo spettacolo, sono io a ringraziare il gruppo Folk San Biagio a nome del sindaco Massimo Pinna, dell'amministrazione comunale tutta, che ringrazia non soltanto il gruppo folk ma anche questo nutrito pubblico che finalmente ritroviamo, come dicevano Colette e Stefano, dopo 2 anni di restrizioni. Voglio ringraziare Stefano Podighe e tutti i membri dell'associazione, non soltanto per questo bellissimo evento di oggi, ma li voglio ringraziare per l'attività che hanno portato avanti in questi 2 anni, nonostante i protocolli, i distanziamenti e tutte le difficoltà che ci sono state, per la partecipazione e per il coinvolgimento che hanno sempre dimostrato nelle nostre, insomma, negli eventi anche simbolici che abbiamo provato a portare avanti in tutto questo tempo. La piazza è gremita di gente, sono contentissima di questo. È un ottimo inizio, la cultura riparte e riparte dal folk questa sera, che è sicuramente la manifestazione più pura della cultura popolare, l'identità dei popoli che stasera si incontrano sul palco. Non soltanto il nostro gruppo locale, ma anche gruppi stranieri, internazionali, i nostri fratelli di Ittiri, Serbia, Slovacchia, India, quindi veramente tanti colori, musica, abiti che ci fanno riscoprire le tradizioni. Io voglio ringraziare l'associazione, spendo 2 parole anche per altre iniziative che loro portano avanti. In particolare mi preme menzionare il gemellaggio con la cittadina di Alagon e speriamo che questo gemellaggio nei prossimi mesi, nei prossimi anni riparta dopo l'emergenza della pandemia. E poi soprattutto il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi. Io oggi nel pubblico e sul palco vedo molti bambini e molti giovani e questo spero e penso che sia un'ottima partenza, perché loro portano avanti l'attività con le scuole da tantissimi anni, con le attività in Noi Sardegna, e quindi speriamo che riprenda anche con i bambini delle scuole quest'autunno il corso di ballo per i più giovani.
Non vi rubo altro tempo, lascio lo spazio al gruppo Folk San Biagio, rinnovo il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, ringrazio Colette e Michele per la serata e le attività locali qui presenti che appunto hanno aderito all'iniziativa. Grazie a tutti e buona serata. Noi abbiamo pensato per l'amministrazione comunale, giusto un pensiero. Grazie Francesca. Allora, come vi dicevo prima, in 2 anni siamo stati fermi, la storia però va avanti, la storia continua, ci evolviamo, per cui il gruppo Folk San Biagio, che si è impegnato nella ricerca della propria storia, privata della sua natura, che è quella del ballo, si è impegnata nella ricerca della sua identità. Dopo mi piacerebbe con voi ragionare sull'identità, ma vi rubo giusto 5 minuti vorrei capire come la vivete voi, la storia identitaria della Sardegna. Prego Michele. Allora, prima di far esibire il gruppo Folk San Biagio in un ballo che li rappresenta, fa piacere ricordare che l'associazione, come ha detto anche la nostra assessora, è gemellata con il gruppo di Alagon e dopo l'anno di pausa a causa Covid del 2020, nel 2021 il gruppo ha cercato di recuperare l'anno perso, no? Quindi si parte con il matrimonio Selargino per poi continuare con Villassoro in Tour 2021 per lo sviluppo turistico del paese, organizzato dal CCN di Villassor. Partecipa poi al convegno Bistimenta Sesson, coordinato dal gruppo Folk di Assemini, e infine chiude il 2021 con il convegno Gioielli e Ornamenti. Mentre ad aprile una rappresentanza vola alla BIT di Milano, quindi alla Borsa Internazionale del Turismo, e rappresenta egregiamente tramite uno stand la nostra terra. Maggio invece è la volta finalmente della processione più importante di tutta la Sardegna, ovvero la processione di Sant'Efisio, e il gruppo folk è presente. Il 1° luglio è ospite dal gruppo folk di Ittiri per la loro manifestazione folcloristica e oggi loro saranno nostri ospiti. È il momento di aprire le danze col ballo de Sincungia, il cui significato è strettamente legato al ringraziamento per la raccolta del grano e dei cereali. Al termine di questo ballo alcuni ballerini si cimenteranno sulla tecnica de Sasciampitta, una sorta di sfida tra ballerino e fisarmonicista, che colgo l'occasione di ringraziare grazie Franco Carboni. Bravo Michele, bravo il gruppo folk, bella presentazione. E quindi non facciamo che accogliere davvero con un applauso l'esibizione del gruppo folk San Biagio.
bravissimi, io sono la prima fan del gruppo folk. Linda, fermati un attimo. Vieni. Allora, prima ci siamo soffermati sull'abbigliamento femminile della ragazza che ha ballato prima. Allora, qui abbiamo lo stesso un davantaglio, un grembiule, una gonna, una camicia in cotone e lei nel caso usa una pettiera dove poi ci va il corredo dei gioielli. Grazie Linda. Invitiamo a salire sul palco il gruppo folk San Pietro di Itiri. Presentiamo questo gruppo meraviglioso. Allora, quando si sente? Quando io ho saputo che doveva venire ospite il gruppo di Itiri ero felicissima perché è tra i miei gruppi preferiti, almeno il costume che indossano è tra i miei preferiti, quindi per me non c'è né Desulo, né Olollai, né Samugheo. Itiri rappresenta uno dei miei costumi preferiti. Dunque il gruppo folk San Pietro è chiamata a rappresentare le tradizioni folcloristiche della cittadina che è in provincia di Sassari. Come il gruppo folk San Biagio, anche Itiri ha dedicato il nome al santo patrono. Fondato nel 1996 col dichiarato intento di diffondere il folklore, fin dalla nascita è stato seguito da maestri esperti nell'arte del ballo e guidati dal signor Franco De Vino. Attualmente è composto da circa 20 ballerini adulti, 10 ragazzi e 30 bambini, che peraltro sono moltissimi, quindi complimenti. L'associazione partecipa a varie manifestazioni in tutta l'isola, sia per diffondere la cultura locale, sia per confrontarsi con altri gruppi isolani e stranieri, per apprendere logicamente delle nuove conoscenze culturali. L'abbigliamento è tipico della zona del Logudoro, come potete notare, quindi i balli sono ispirati ai passi antichi, vengono eseguiti dal suono dell'organetto. Scusate, Salagudorese è caratteristica della zona, è caratteristico per il modo di chiudersi a cerchio, mentre Subasu Dorrau è una danza molto veloce. Sama Moiadina sono passi barbaricini e poi c'è Sudillu che è il ballo del saltello. Il ballo di San Pietro si svolge sulle note del Subasu Dorrau che il gruppo esegue sempre, quindi immaginiamo che anche oggi lo farete, per salutare e esprimere il ringraziamento per la gradita partecipazione del pubblico. Buona visione.
Come vi dicevo prima, per me il gruppo, il vestiario di Tiri mi incuriosisce molto, una donna che si presta a venire qua. Ne ho visto una che aveva una cuffia ricamata. Sei tu. Beccata. Allora, io, essendo una studiosa di tradizioni, conosco il costume di Itiri, perché mi sono documentato, ho studiato. Però è bello sentire anche da loro, insomma, qual è la caratteristica dei loro costumi. Io pensavo venissero col costume rosso, che è quello tipico che possiede essere a bottonera con 20 bottoni, 10 da una parte e 10 dall'altra. Mi hanno spiegato che con quel costume non si balla, per cui hanno il costume giornaliero, sbaglio? Per ballare. Il nero per ballare. Il nero lo utilizzano per ballare. Allora, come gonna nera plissettata. Il grembiule ricamato in tulle. Sì. E poi c'è il bustino, la particolarità del bustino. Girati. Eccolo qua, è meraviglioso, i colori sono spettacolari. Poi utilizzano il velo in setta e sotto il velo hanno una cuffia. Ce la fai, solleva? Questa è la cuffia ricamata e invece ne facciamo vedere un'altra in broccato. Vieni, vieni. E questa è la cuffia in broccato con i fiocchi e sono meravigliosi. I bottoni sono grandi, di solito nel costume rosso ne hanno 10 per parte, giusto? E poi hanno il giubbino, noi lo chiamiamo sugippoi, voi come lo chiamate? Sugoritto. 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 Complimenti, non voglio screditare l'abito maschile, continuo a farvi ballare. Vieni, vieni, vieni. Ecco, dai. Un applauso. Come ti chiami? Cavino. Cavino. Allora, panno di lana? Friusudensi. Boh. Come ti boh? Frittudensi. Hanno la camicia è in lino o in cotone? La camicia. In lino, è in lino, il giubbotto, la giubba rossa. Anche loro hanno i bottoni, il gonnellino plissettato, pantalone in lino e leghette. Diciamo un po' un tipico costume del Logudora. Grazie. Li facciamo esibire un'altra volta e siete bravissimi, complimenti.
Stefano, ti ho chiamato a Itteri, ti chiamo anche qui. 1 luglio 2022, quindi 29 giorni fa, c'era la festa di San Pietro in quel di Itteri e il gruppo San Biagio di Villassoro veniva chiamato a danzare e a presentare i balli della zona del Campidano di Cagliari. Vieni qua, vieni, non mi vetta a faidare, vieni qua. Io siccome lo sai che sono molto timido, ho paura del microfono, quindi intanto mi presento perché non è stato fatto prima. Giuseppe Covedo vi saluta, ciao. Insieme ai ragazzi di Itteri quest'anno ci stavamo chiedendo, sai perché? Chi portiamo delle diverse parti della Sardegna? Perché ci piace giocare con le diverse zone e quando si parla di identità in Sardegna si parla di zone identitarie, quindi ognuno è identitario della Sardegna a suo modo ed è importante che mantenga la sua specificità. Siamo tutti sardi ma siamo tutti diversi. Dal nord, al sud, dal centro, a destra, a sinistra, chiamateci come volete, chiamateci... Ma belli è relativo. Diciamo che siamo prima di tutto isolani ed è quello che ci accomuna. E in ogni caso, quando stavamo decidendo con Franco, con Giovanni e con gli altri del gruppo chi chiamare quest'anno, mi è ricordato in mente il mio braccio destro che è Gianfranco Carboni, il vostro fisarmonicista con il quale siamo amici da ormai 40 anni e quindi chiedo insieme a me l'applauso per lui perché da sempre segna le note e i ritmi del ballo identitario di questa zona della Sardegna. Ci stavamo chiedendo chi chiamiamo quest'anno. Chiamo Gianfranco, mi ha detto guarda conosco gli amici sono a contatto con gli amici di Villassoro. Gli ho detto Villassoro non c'è mai stato a Itteri, quindi ci siamo sentiti. Poi non sapendolo ci eravamo visti alla BIT a Milano, ma quella è stata una parentesi. Meglio non ricordare alcune cose che lì sono successe. Sono venuti a Itteri, hanno presentato i balli della nostra zona, noi felicemente siamo felici di essere qui stasera e restituire il favore a voi in occasione della vostra festa identitaria del gruppo, che anche San Biagio poi è il patrono di Villassoro come San Pietro lo è di Itteri. E in ogni caso il terzo ballo che vi proponiamo, che è quello che abbiamo fatto, ti ricordi, la sera a Itteri, è il ballo in onore di San Pietro, che noi ogni 29 giugno, al rientro del santo, prima che il santo rientri nella sua sede naturale, che è la chiesa parrocchiale, eseguiamo questa danza. Lo facciamo ringraziandovi per averci ospitato, per averci voluto qui stasera. Da parte mia, da parte di tutto il gruppo, vi diciamo grazie e a Trosannos. Devo scherzare. Proviamo a fare.
Vabbè, dai, fate la finale Allora, proprio dal piatto. per adesso. Bravi, 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 bravi. E allora se non è identità questa, cos'è? Bravissimi. Apri il cerchio, vieni, mi metto anche io vicino a voi. Sono gelosissima, sappiatelo, perché io ormai non ballo più. Sarebbe stato il ballo perfetto per le mie ginocchia. Allora, bravi, bravi, bravi. Bravi. Ancora un applauso. La prossima volta vengo anche io ai tiri. Complimenti al gruppo Folk San Pietro. Complimenti a Giuseppe, non fare finta di niente, erano per te i complimenti. Ah, vabbè, grazie. Complimenti e bravissimi. Prego. Un saluto a Ittiri e a Sibiatrusannus. Ragazzi, dillaro a uscire, aiuto, veloci. Bravi, ciao. Adesso è arrivato il momento di presentare l'India. Sarò un po' lento perché mi devo ancora riprendere dallo spettacolo con la S maiuscola che abbiamo appena visto. Comunque, il gruppo dell'India, chiamato Spandan, che in italiano vuol dire cuore che batte, è qui oggi per presentarci i suoi balli e il suo folklore di un paese grandissimo, uno dei più grandi, con la popolazione maggiore, di un paese veramente molto bello e con tantissime tradizioni. Prima però vorrei darvi qualche accenno storico. L'India, sappiamo tutti che è stata conquistata tanto tempo fa dai persiani, da Dario I, e conta più di 5.000 anni di storia. Dopo Dario I arriva il re dei re, Alessandro Magno, che cerca di conquistare proprio con il re Poro, pensate, una delle prime battaglie con gli elefanti, e di cui abbiamo dei documenti scritti, e poi proprio riesce a conquistare. Poi purtroppo muore a Babilonia poco più avanti. Però ancora l'accenno storico più grande è forse di un italiano, proprio di Marco Polo, che con il suo libro Il Milione descrive la bellezza dell'Asia, ma soprattutto la bellezza dell'India, delle sue stoffe, del suo cibo e della sua cultura. Il ballo che presentano, faranno 3 balli anche loro. Questo ballo si chiama Ori. Dovete sapere, probabilmente lo saprete, che l'India è un paese di festività d'amore. Infatti ci sono tantissime feste che lo celebrano. Una delle più importanti è Ori, che dura diversi giorni, e questa danza è dedicata all'amore. Vengono sfoggiati degli abiti colorati e i movimenti delle ballerine sono molto aggraziati. Un applauso di incoraggiamento e di benvenuto.
मारी रे मंगेतर चुडलवाड़ी मारी रे मंगेतर चुडलवाड़ी होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारी रे मंगेतर नथनी वाड़ी मारी रे मंगेतर हट 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 मारी रे मंगेतर नथनी वाड़ी होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारी रे मंगेतर पायल वाली मारी रे मंगेतर हट 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 मारी रे मंगेतर पायल वाड़ी होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से मारी रे मंगेतर नखरा वाली मारी रे मंगेतर हट 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 मारी रे मंगेतर नखरा वाड़ी पीछे भागे रे नवाब कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से होलिया मा उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से Bravissimi, bravissimi, cambia completamente il modo di danzare. È un modo di danzare molto diverso dal nostro, ma è bellissimo. Loro sono molto molto aggraziate nei movimenti. Quando mi è arrivata la scheda tecnica dell'India, mi sono arrivate circa 10 pagine in inglese da tradurre con tutti i balli e tutte le esibizioni. Oltre a questo c'era un po' di storia del ballo indiano, che come dicevo è legato soprattutto alla sfera amorosa e dove le ballerine si esibiscono spesso e volentieri per i propri uomini. Quindi accogliamo nuovamente i ballerini con la danza Tera Tali, che è una danza della Rajasthan. Tera significa 13 e Tali significa applausi. La ballerina indossa 13 piatti nel suo corpo e bilancia una pentola sulla sua testa per farla ballare su un piatto. Anche questa è una danza che dovrebbe essere molto molto aggraziata.
Prego.
What's your name? Paril. Paril, how old are you? I'm dancer. Okay. It's difficult. Yeah, it is. It needs practice only. Just that's it. È difficile, ma per loro ormai sono abituati a danzare così. Molto molto brava. It's very beautiful. Oh, thank you so much. Ok. Brava. L'altro ballo dovrebbe essere l'ultimo, si chiama Duf, che letteralmente è uno strumento musicale suonato dagli uomini nel deserto e le donne ballano al ritmo confessando i propri sentimenti verso i loro uomini.
कि चल के जो बनियो 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 थोड़ी पाकरियाड़ी पागे मरो जिया रोज तो जाए कि चल के जो बनियो 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 जो बनियो कि चल के 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 जो बनियो चल के जो बनियो कि चल के जो बनियो कि चल के जो बनियो Thank you. Thank you very much. Un applauso. Io mi infilo in mezzo, tutti questi colori sono meravigliosi, molto molto bravi. It's very good. Grazie. Grazie a voi di essere venuti. Non fa niente. It's not important. Gli facciamo un altro applauso, li omaggiamo con venite bambini. The president of the group. It's president. Come on. Ok. Presidente. Ok. Ci apriamo. See you. See you. Grazie. Grazie. Bravi. Il gruppo conta più di 600 membri divisi per età, ci sono tanti bambini distinti tra bambini, adulti e veterani. È presente l'orchestra, il coro e anche il teatro amatoriale. Hanno partecipato ai più famosi festival nel loro paese e all'estero. Sono qui per illustrarci la loro musica e le loro danze. Si sono esibiti in varie parti del mondo, tra cui Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Israele, Grecia, Canada, Messico, Svizzera e Bulgaria. Volevo solo aggiungere e farvi capire qual è l'importanza per il folklore l'esibizione all'estero. L'estero rappresenta il biglietto da visita della nostra identità, appunto. L'estero rappresenta il potersi esibire, poter far conoscere quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre esperienze. Quindi ogni volta che un gruppo folk si esibisce all'estero, sta partendo per esportare cultura. La cultura è una cosa che fa parte ogni giorno della nostra vita, è una cosa anche importante perché attraverso la cultura si cresce. Anche quando noi non ci possiamo spostare per vari motivi, quando accogliamo i gruppi provenienti dall'estero è sempre una grande ricchezza perché veniamo a conoscenza di quelle che sono le loro tradizioni.
Allora, molti balli io sono costretta a scendere giù a guardarli perché ogni volta mi perdo sempre gli spettacoli. Vi sono piaciuti? Siete molto molto bravi. It's very good. Li facciamo esibire ancora un'altra volta e non va tenuto meno in considerazione la musica, perché loro sono anche un'orchestra. E sono un'orchestra che si è esibita tantissime volte e in diverse parti del mondo, per cui li accogliamo ancora una volta con un applauso per la seconda esibizione. Bravi, 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 bravi.
Mi pare non potevamo concludere in modo migliore. Bellissime danze, bellissimo spettacolo, bei costumi. Allora, io sono stata 2 volte nei loro paesi, tra la Bosnia e la Croazia. In Serbia non ci sono mai stata. Sia la prima che la seconda volta, la cosa che mi ha colpito di più sono state le donne. Sono di una bellezza rara. A me piacciono molto le italiane, mi piacciono molto le sarde, ma ho notato che nei paesi dell'est le ragazze sono veramente molto molto belle. Only girls, please. Only girls. Come on. Sono fra le più belle donne d'Europa. It's very, very beautiful. Prego. Drummer? Come on. Anche lei è uno spettacolo. Brava. Ok? Please. Prego. Grazie a voi. Grazie mille, grazie. Brave, brave, bravi, bravi, molto, molto bravi. Ok. Abbiamo terminato con le esibizioni. Concedetemi davvero un minuto per ringraziare gli sponsor di questa manifestazione. Spesso e volentieri gli sponsor tengono in piedi le manifestazioni, per cui è doveroso ringraziare Acqua Federica, azienda vinicola William Lasio, allevatore Pintore Gianfranco, allevatore Vinci Fabrizio, allevatore Secci Gianfranco, allevatore Frau Mirko, allevatore Raccis e Fisio, azienda agricola Pistis di Angelo e Figli, apicoltura L'Esegono di Giuseppe Marci, birrificio Sorrisi di Stefano e Francesco Matta e Riccardo Trudu, gusto e fantasia di Pistis Christian, la Proloco di Villassor, la Protezione Civile I Falchi, l'Associazione di Volontariato La Fenice, la Compagnia Barracellare di Villassor, l'Amministrazione Comunale di Villassor, con la collaborazione del personale degli uffici che hanno lavorato alla realizzazione della manifestazione, il Comando di Polizia Municipale di Villassor, l'ingegnere Carlo Piras, la macelleria Lasio e Fisio, alimentari frutta e verdura Betty Osvaldo, frutta e verdura di Melis Teresa, rivendita tabacchi Spiga Monica, impianti tecnologici Piras Oreste, Epicopi di Andrea Pillito, panificio Porta Gianfranco, panificio Cavoni Vargiu, panificio Montis Mauro e Stefano, panificio Pinna Massimiliano, Mangimi Podda Luciano e Company, fratelli Trudu di Luca e Michela, Formel di Tocco Mario ed Eredi, Bollicino Point Arcobaleno di Mattatonella e Asia Flora di Serra Diego. Invitiamo a salire sul palco il presidente del gruppo Folk, eccolo qua, Stefano. Stefano? Facciamo i saluti finali. Non posso altro che ringraziare tutti quanti perché ci avete aspettato sino adesso. A Trusannus. Un attimo che sta arrivando anche un qualcosa per te. A Trusannus Deo Bollada. Speriamo bene, dai. Ci siamo. C'era l'omaggio floreale. In realtà me l'aspettavo. Grazie mille. Grazie.
Alla prossima, grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte. Sardu salimba tua non la zetta sa e si nara schieglia